Questa è la storia dell'identità veneta. Questo potrebbe essere un video controverso, quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti. Può sembrare strano, ma l'attuale definizione di Veneto come entità territoriale, culturale e politica è relativamente recente e ha importanti differenze con l'identità veneziana presente durante i secoli della Serenissima. Andiamo a vedere la storia passo dopo passo. I termini Veneto e Venezia derivano entrambi dall'antica popolazione dei Veneti. Sotto Augusto il territorio diventa la 10ª regio Venetia ed Istria. Durante l'impero si va però a perdere l'identità paleoveneta, sostituita da quella romana. In epoca medievale si ha da una parte la laguna, controllata prima dall'impero bizantino e poi da una sempre più da lui indipendente Venezia, e dall'altra l'entroterra, prima longobardo e poi parte del Sacro Romano Impero, e nell'888 denominata Marca di Verona, quindi due identità distinte. Il periodo comunale crea poi le basi per tutte quelle identità locali che verranno mantenute anche sotto la Serenissima dopo la conquista della terraferma all'inizio del 400, interessata più ai profitti che a un'imposizione culturale, come invece è accaduto agli altri stati italiani, ragion per cui ancora oggi il Veneto è così policentrico. Chi viveva nei territori sotto il controllo della Serenissima si identificava principalmente con la propria città o comunità locale, e il termine veneziano aveva un significato ampio, riferendosi non solo agli abitanti della città lagunare, ma anche a tutti i sudditi della Repubblica, da Bergamo alle isole greche. Però l'identità veneziana era verticale, con fulcro la città di Venezia, centro politico, commerciale e culturale, e non una coesione regionale orizzontale, come oggi intendiamo l'identità veneta. La Serenissima cade prima dell'avvento degli stati intesi come nazioni. Da un certo punto di vista, l'idea di Veneto come lo conosciamo oggi nasce con la morte di Venezia. L'impero austriaco, creando la regione amministrativa del Regno Lombardo-Veneto, per la prima volta delimita il territorio del Veneto e gli stabilisce questo nome. La cessione delle province di Bergamo e Brescia alla parte lombarda e la perdita di influenze della città di Venezia plasmano l'identità degli abitanti, comunque in secondo piano rispetto al nascente sentimento di italianità. Nel 1866, con l'entrata del Veneto nel Regno d'Italia, inizia un processo spontaneo di costruzione di un'identità territoriale, che si intensifica nel Novecento. Da ricordare comunque che l'Italia non era divisa per regioni, ma per province. La regione Veneto venne istituita dalla Costituzione nel 1948, ma solo nel 1970 diventa effettivamente operativa. L'identità veneta assume poi un profilo sempre più definito nell'immaginario collettivo, attingendo sì dal passato veneziano, ma combinando anche le culture locali e nuove tradizioni.